Ben ritrovati a tutti voi in una nuova puntata di Sguardi sul Veneto, la nostra trasmissione che vi racconta i gioielli del nostro territorio, e oggi ci troviamo a Mestre, in una delle vie del centro, via Carducci, dove sorge Villa Settembrini, una villa dell'Ottocento con uno splendido giardino, ed è una villa molto particolare. Allora intanto saluto la nostra compagna di viaggio di oggi, Maria Teresa De Gregorio, direttrice delle attività culturali della Regione Veneto. Grazie per essere con noi e grazie per farci da guida. Grazie a voi per aver dato attenzione alla Villa Settembrini. Villa Settembrini, allora partiamo dal nome. Chi era Settembrini? Dunque, Villa Settembrini, Arnaldo Settembrini era un commercialista mestrino con la grande passione per la cultura ed in particolare per la letteratura. E diede vita insieme a degli intellettuali, a delle persone di cultura della città, al premio Leonilde e Arnaldo Settembrini, un premio dedicato sin da allora al racconto e alla novella. E tanto fu l'amore per questa sua iniziativa culturale che, bisogna dire la verità, diede anche premi a degli importantissimi scrittori, vide anche in commissione, in giuria degli importanti scrittori palazzeschi, e quindi fu tanto l'amore che decise di lasciare un testamento con delle volontà che dichiaravano di lasciare questo compendio che voi vedete, questa villa, che è una villa perché c'è la villa ma ci sono tutti anche degli spazi annessi, di lasciarlo alla Regione del Veneto, con l'impegno da parte dell'amministrazione di tenere in vita negli anni il premio letterario. Così è stato, ora la Villa Settembrini è di proprietà regionale, e l'impegno è stato mantenuto nel continuare a tenere sempre in vita e sempre dando un peso ed una valenza maggiore al premio letterario. Tra l'altro è un immobile di valore, naturalmente ha un pregio anche storico, insomma, sì, perché è una vera e propria villa dell'Ottocento. Esatto, è un immobile di valore collocato qui in questa via che il giardino praticamente quasi non consente a chi passa di accorgersi dell'esistenza di questa villa. E questo garantisce un po' di protezione, però anche. Garantisce protezione e cioè è veramente un salotto, un luogo di cultura che non vuole essere esclusivo perché è aperto assolutamente alla città, ma vuole dare alla città delle iniziative culturali così di spessore, legate anche a degli approfondimenti sui vari temi della cultura. Ecco, è grande la villa? Quante stanze avrà? La villa non è piccola, diciamo che come casa era una casa grande, come sede di attività culturali è giusta per una dimensione da salotto letterario. E allora andiamo a esplorare l'interno di Villa Settembrini. E già varcando l'ingresso si capisce che questo è un luogo di grande pregio. Sì, è una villa veneta, annoverata quindi tra le ville venete. Lo si può vedere dall'impianto stesso dell'ingresso, con questo ingresso principale con le stanze al lato, e dai particolari del terrazzo veneziano, anche dei soffitti così a cassettoni, anzi a travi a vista decorati. Una vera e propria chicca anche architettonica nel centro, nel cuore di Mestre. E la sala in cui ci troviamo è quella dove si tiene la maggior parte degli incontri, dei dibattiti, delle proiezioni, ovviamente perché Villa Settembrini è un centro culturale con moltissime attività. Le vogliamo raccontare, dottoressa?
Sì, è, come ha detto giustamente, un centro culturale, un centro che vuole aprirsi alla città di Mestre, che vuole dare l'opportunità di approfondire e di creare dei momenti di incontro su diverse tematiche. Villa Settembrini è sede, oltre che del premio Settembrini, anche della mediateca, della fototeca regionale e di una biblioteca di storia locale. La mediateca e la fototeca sono considerate come un grande archivio storico della memoria del nostro territorio. Nella mediateca e nella fototeca sono conservati rispettivamente filmati e fotografie che hanno la possibilità di testimoniare anche la trasformazione del nostro territorio, ma non solo del territorio, anche dei costumi, del modo di essere, della capacità anche di trasformazione che c'è stato non solo a Mestre ma nella regione. La mediateca in particolare è dotata, conserva un numero importante di filmati che vengono, patrimonio che viene sempre implementato durante gli anni, anche con delle realizzazioni di filmati di giovani documentaristi. Quindi abbiamo aperto delle sezioni diverse, tra cui anche questa legata ai giovani talenti che si cimentano nell'ambito del documentario e del film. E questi materiali risalgono anche a parecchi anni fa? Sì, sono materiali che risalgono a parecchi anni fa, ad una ventina di anni fa, che nel corso del tempo, soprattutto in questi ultimi anni, abbiamo provveduto a digitalizzare, perché ovviamente i formati in VHS ormai sono un po' superati, obsoleti, quindi abbiamo così come Regione anche realizzato questa campagna di restauro e di digitalizzazione dei filmati. E siamo anche in possesso di una serie di pellicole, di pizze, quindi di quelli che ormai sono diventati dei supporti obsoleti. Obsoleti, più che obsoleti, proprio storici, dei reperti storici della storia del cinema e del documentario, che ovviamente per ovvie condizioni di necessità di conservazione noi non teniamo qui, ma abbiamo depositato in una convenzione specifica alla Cineteca del Friuli. Dicevo quindi la possibilità di iniziative di questo tipo legate alla promozione del documentario, del cinema e dell'audiovisivo. Quindi sono anche materiali consultabili dai cittadini, per esempio? Consultabili, gli elenchi, c'è diciamo, una guida proprio al patrimonio e alla catalogazione del patrimonio che si trova nel sito della Regione, nella voce appunto attività culturali e spettacolo mediateca. Sono consultabili in loco, perché abbiamo 2 postazioni per la possibilità di consultare i filmati, e nel territorio, in quanto abbiamo costituito una rete di consultazione della mediateca, quindi abbiamo in un certo senso delocalizzato le attività della mediateca regionale in alcune biblioteche, quindi in una rete di biblioteche che hanno le sezioni mediatecali del Veneto, e lì possono essere consultate. Vengono fatte poi delle rassegne, ma la cosa che è più, diciamo così, interessante anche dal punto di vista proprio del formativo nell'ambito dell'audiovisivo e quindi anche di tutte le tecniche in un certo senso multimediali, è la condivisione da qualche anno, da 3-4 anni, con il DAMS di Padova, quindi con questa facoltà che si occupa appunto di arti visive. In particolare il professor Melanco, che insegna tecnica audiovisiva, delocalizza qui a Villa Settembrini una parte del suo corso in documentario, chiamando anche registi veneti importanti. Uno degli ultimi era stata la testimonianza di Taffarel, questo regista che è mancato da poco e che è stato anche un momento molto significativo, aperto non solo agli studenti ma a tutti. E Villa Settembrini dunque, oltre ad essere biblioteca, mediateca, fototeca, è anche la sede della Fondazione Pellicani.
Sì, è la sede della Fondazione Gianni Pellicani. La Regione 8 anni fa ha accolto questa proposta inoltrata dal Comune di Venezia per poter dare spazio alla Fondazione Pellicani con presidente Massimo Cacciari, in attesa che si potesse avere la disponibilità di due dei locali nella sede di Villa Erizzo, che sarà appunto sede della biblioteca civica, che è proprio qui di fronte a Villa Settembrini. Quindi la possibilità e l'opportunità di creare un percorso culturale qui proprio nel centro di Mestre, quindi un percorso che andrà da Villa Erizzo a Villa Settembrini, costituendo poi Museo M9. Quindi la sede della Fondazione Pellicani, che ha consentito, quindi che ha avuto la possibilità di avere il presidente Napolitano proprio nel momento dell'inaugurazione della sede, e che insomma ha dimostrato di avere una grande attenzione verso le attività della Fondazione e quindi anche verso la città di Mestre, ed in particolare quindi anche verso Villa Settembrini, quindi un po' la casa del presidente Napolitano nel cuore di Mestre. E forse non a caso proprio questa villa è stata scelta come la sede per appunto la promozione della fondazione che lavora a Venezia, capitale della cultura 2019. Quindi la sede a Mestre. Sì, insomma, Villa Settembrini si sta configurando come un piccolo condominio, un condominio che però ha, diciamo così, la grande finalità di raccogliere attività culturali di grande spessore. Ecco, diciamo che quindi la sede di Capitale Europea 2019 è in un certo senso il coronamento di una serie di impegni che la Regione del Veneto ha avviato per la cultura nella città di Mestre, ma che dalla città di Mestre in un certo senso si allarga all'intero territorio regionale. Infatti il tema di scegliere, di localizzare, di inserire, di mettere gli uffici di Capitale Europea della Cultura 2019 a Mestre non è casuale, non è perché Villa Settembrini aveva lo spazio, sì, anche questo perché è una sede prestigiosa, ma anche e soprattutto perché il comitato, diciamo, dei promotori, dei fondatori ha voluto riconoscere a Mestre un ruolo diciamo proprio centrale, un ruolo centrale da cui partano degli input, partano delle reti. Diciamo la candidatura di Capitale Europea 2019 è Venezia e diciamo il territorio, quindi Venezia, Regione Veneto sono il fulcro da cui dovranno partire tutta una serie di reti che si allargheranno ad un territorio più ampio, che è quello, diciamo, chiamiamola di una grande regione, non solo del nord-est, perché è inserito anche nella provincia di Trento, nella provincia di Bolzano, la regione Friuli Venezia Giulia, regione Veneto e Venezia. E quindi la scelta, ripeto, non è casuale, è proprio stata anche in un certo senso voluta per dare anche un significato alla città di Mestre come luogo è la terraferma di Venezia, ma intesa in senso positivo, quindi con tutto il valore che Venezia può dare al territorio di questo ampio territorio di Venezia, Capitale Europea 2019. In qualche modo ciò che rappresenta anche il futuro di questa città d'acqua, dalla storia grandissima, ma che si proietta comunque verso la terraferma. Ricordiamo che da sempre, sin dal tempo della Serenissima, c'era Venezia, ma c'era anche la terraferma, intesa appunto come territorio, come luogo che aveva, diciamo, un suo interesse e una sua logica anche dal punto di vista culturale, politico, sociale e civile. Ecco, quindi credo che la possibilità di usufruire delle modalità di Capitale Europea 2019 sia una sfida molto importante, ma una sfida che va oltre, diciamo, a quello che è il raggiungimento, che sicuramente sarà auspicabile, e noi in questo senso ci muoviamo per poter raggiungere, diciamo, la candidatura, ma intanto in questo periodo di preparazione è un periodo in cui si mettono in atto delle importanti reti, delle importanti strategie di condivisione nell'ambito di strategie culturali e non solo culturali, che dalla cultura partono per poter poi affrontare degli ambiti molto più ampi in termini di
impresa, in termini di appunto cultura, in termini di in un certo senso anche rinascita economica di tutto un settore, un comparto. Io ringrazio moltissimo Maria Teresa De Gregorio, che oggi ci ha fatto appunto da guida, ma che ritroveremo nella prossima puntata di Sguardi sul Veneto, perché continueremo appunto a stare qui a Villa Settembrini. Intanto grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento la prossima settimana.